Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. Vasta operazione antimafia della polizia in provincia di Enna che ha portato all'arresto di 13 presunti affiliati alle famiglie mafiose di Pietraperzia e Regalbuto, sequestrate armi clandestine e da guerra. Non potranno esercitare attività professionali o imprenditoriali per un anno due soggetti, marito e moglie, accusati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. I reati dei due coniugi sono legati al fallimento di una società che gestiva impianti ed eventi sportivi in provincia di Palermo. Sono andate avanti per tutta la notte senza successo le ricerche nel mare di Terrasini, nel palermitano di Antonino D'Amico, 22enne di Partinico, che ieri è stato travolto da un'onda e trascinato in mare. Nelle prossime ore saranno effettuate nuove ricerche. La polizia di Catania ha arrestato 3 dominicani a seguito di una rissa avvenuta in pieno centro storico. Poco prima dell'intervento degli agenti, una donna era stata sfregiata al viso. Infine il Presidente della Regione Renato Schifani ha inaugurato Villa Gallidoro a Palermo, riconsegnata alla città dopo il completamento dei lavori di recupero e restauro del complesso monumentale. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.